Benvenuti alla prima puntata del Cinegiornale della terza edizione del Vittorio Veneto Film Festival. In questa giornata noi, aspiranti giornalisti, vi faremo scoprire le curiosità e segreti di questo festival. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il Vittorio Veneto Film Festival è un festival internazionale dove più di 1000 ragazzi si ritrovano per giudicare dei film, ma per saperne di più chiediamo al nostro direttore Elisa Marchesini. Cosa accadrà in questa terza edizione del Vittorio Veneto Film Festival? Cosa accadrà? Io mi auguro che tutto accada come abbiamo previsto, quindi che i 1000 ragazzi giurati siano presenti e che lavorino bene, i film piacciono e che sappiano anche giudicarli, e gli ospiti che si trovino a loro agio. Cosa è cambiato rispetto alle precedenti edizioni? C'è una fascia in più a livello di giuria, perché abbiamo notato che è importante che la giuria abbia dei film adatti per ogni fascia d'età. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, 3 grandi collaborazioni con MAI, l'associazione Territorio Vittoriese, con Red Art e con la Tenda TV. E Radio 2, che è in assoluto il canale radiofonico più attento e più interessante e più vicino a quello che è il mondo giovanile. Non ultimo, la grande collaborazione invece con la RAI. Ma cosa ne pensano i giovani giurati dei film in concorso? Andiamoglielo a chiedere. Il film di oggi ti è piaciuto o no? A mio parere non molto, perché era abbastanza lento. È stata una bella impressione, sono stati molto bravi quelli che hanno doppiato il film. Che cosa ti piace dell'esperienza del Vittorio Film Festival? Che qui possiamo vedere vari film e poi commentarli, e poi possiamo conoscere anche vari amici e stare in compagnia con loro. Guardi un film più per la storia o per l'attore famoso? Beh, oddio, prima per la storia, poi se ci sono attori famosi che sono anche belli, non mi dispiace, insomma. Ma una delle nostre curiosità è scoprire chi ci sarà al festival come ospite dal 18 al 21 aprile. Sappiamo che tu ti occupi del cast di questa terza edizione del Vittorio Veneto Film Festival. Chi saranno gli ospiti? Gli ospiti per questa terza edizione sono veramente tanti. Tra i registi Francesco Bruni, Roberto Faenza e Ivan Cotroneo, e tra le attrici Francesca Belussi, Karin Proia, Giulia Michelini, e per finire appunto durante il Gran Gala di premiazione il premio come miglior attrice quest'anno andrà ad Andrea Osvart. Si punta di più alla qualità o al nome famoso? La politica, di questo festival è di puntare sicuramente alla professionalità e alla qualità, e credo che il cast di quest'anno abbia rispecchiato appieno quelli che erano gli obiettivi prefissati all'origine del festival. I film in concorso verranno proiettati nelle sale del Cinema Verdi e il Teatro Raponte. Noi adesso vi presentiamo il Teatro Raponte. Quanti ragazzi si sono accreditati oggi? Al Teatro da Ponte circa 300, mentre alla sede del Teatro Verdi circa 700 ragazzi. Come è organizzata la giornata al Da Ponte? I ragazzi arrivano, questa mattina sono arrivati verso le 9:30 e le hostess hanno chiesto praticamente nome, cognome, classe, scuola di provenienza, e poi li abbiamo fatti entrare in sala. Conduttrice di Wanna Dance su Boeing e di MT Junior su Sky, al Vittorio Veneto Film Festival, Francesca Belussi. Come mai hai scelto di intraprendere questa carriera? Io ho sempre solo giocato a recitare, a condurre, a ballare, e obbligavo tutti i miei cuginetti a farlo, quindi l'ho capito molto presto. Cosa ti piace del tuo lavoro? Che si conoscono sempre tantissime persone diverse, ed è un lavoro molto stimolante perché puoi fare un sacco di cose diverse tutte le volte. Tu sai che vai a fare uno spot, ma non sai veramente le persone che troverai sul set, veramente come sarà il lavoro, e quindi è bello perché è stimolante, e poi soprattutto ti dà l'opportunità di cambiare personaggi tutti i giorni. Il regista più atteso di oggi è Ivan Cotroneo. Come nasce l'idea di un film? È molto difficile da dire, nasce da più cose, a volte nasce da un personaggio, a volte nasce da una suggestione, a volte nasce anche dalla voglia di parlare di un argomento, di un tema, e quindi è molto variabile, però posso dirti come va avanti sempre attraverso i personaggi, anche se nasce da un fatto di cronaca o dal desiderio di
parlare di un tema, che ne so, la disoccupazione oppure l'integrazione, una storia per andare avanti ha bisogno poi di personaggi. Il suo primo film ha avuto molto successo, se l'aspettava? Sono stato molto contento che il mio film sia stato visto da tante persone e che adesso con la distribuzione in DVD possa essere visto ancora da più persone, perché quando si fa questo mestiere si fa per raccontare le storie e quindi è importante avere delle persone a cui raccontare queste storie. Se le persone non ci sono è come se parlassi da solo in una stanza. E dalla prima giornata del Vittorio Veneto Film Festival è tutto. L'appuntamento è a domani. One of these days, these boots are gonna walk all